Sono morte assieme, annegate nella laguna di Venezia, due sorelle di 39 e 43 anni che poco dopo la mezzanotte erano salite su un mezzo della CTV diretto al Lido da Punta Sabbioni. Quando la motonave ha attraccato alla prima fermata, il personale di bordo si è accorto che non c'erano più. L'allarme lanciato dal comandante ha dato il via immediato a ricerche che si sono concluse tragicamente circa 2 ore dopo, quando una delle 4 imbarcazioni dei vigili del fuoco, intervenuti anche con i sommozzatori, ha trovato i corpi senza vita delle due donne. I corpi sono stati rinvenuti sull'isola artificiale al centro del canale del Lido, sul versante di Tre Porti. È vero che le E, due donne si stavano tenendo per mano? sì, mi risulta, questo hanno riportato i soccorritori che hanno ritrovato i corpi senza vita. La sorella minore aveva con sé i documenti ed è stata identificata immediatamente. Era una cittadina marocchina residente a Marghera, arrivata in Italia con lo status di rifugiata. Sul posto sono intervenute anche la Capitaneria di Porto e i Carabinieri. Non era stato difficile per il personale della CTV accorgersi della loro assenza. Erano le uniche due passeggere della corsa. Di loro, a bordo, erano rimaste solo le scarpe e una bevanda. Al momento le modalità dell'evento sono ancora in fase di accertamento. Quello che posso dire è che sono state ritrovate a bordo le scarpe di entrambe ben ordinate e ben riposte e questo suggerisce normalmente un evento volontario. Però tutte le altre opzioni sono al vaglio e si stanno facendo degli accertamenti.